Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Una puntata oggi speciale di Liberamente per lanciare lo speciale che vi sottoporremo tra poco, ovvero la ringa difensiva dell'avvocato Giulia Bongiorno in quella follia nota come processo Open Arms, perché oggi è il giorno in cui la difesa di Matteo Salvini espone le sue ragioni nell'aula di Palermo e quindi noi manderemo la diretta della ringa dell'avvocato Bongiorno per una serie di motivi. Anzitutto voglio subito sottolineare che la manderemo grazie ai colleghi di Radio Radicale con cui oggi effettuiamo questa partnership, quindi se la mandiamo è merito loro, del loro lavoro e della loro onestà intellettuale. Voglio ringraziare sia il vice direttore Michele Lembo che la direttrice Giovanna Reanda. Perché facciamo questa scelta? Ovviamente perché siamo una radio d'area e lo rivendichiamo oggi doppiamente, ma non è solo questo, è veramente per la serie di storture inaccettabili che stanno dietro il caso Open Arms. Ricordiamo l'unico caso in Occidente in cui un politico deve rispondere in un tribunale della linea politica che ha adottato al governo, peraltro coerente col mandato popolare ricevuto. Basterebbe già questo per collocare appunto Open Arms nel grottesco più che nella cronaca giudiziaria. Ci sono poi in ballo quisquiglie della convivenza liberale come la separazione dei poteri, cioè il fatto che appunto la politica che un governo decide di adottare sulla gestione dei flussi migratori non può essere oggetto di attenzione giudiziaria, non può rispondere di se stessa in un'aula. Tra l'altro ricordiamo in un caso molto simile, il caso della nave Diciotti, il PM di Catania in questo caso chiese l'archiviazione di Matteo Salvini appellandosi proprio al principio della separazione dei poteri. Allora qui ci chiediamo perché Montesquieu vale a Catania e non vale a Palermo. Ci sembra una contraddizione lampante da vedere. C'è una componente poi, come in tutti i processi, una componente umana, che peraltro Salvini ha spiegato più volte, e che io richiamo ricordando veramente una scena proprio umanamente triste, quella del fischiettio di tutti gli allora ministri 5 Stelle, perché c'era il governo giallo-verde all'epoca dei fatti, che fanno non c'erano o addirittura c'erano e contestavano la politica dei porti chiusi, dicono adesso. Peccato che allora, per esempio, Toninelli rivendicava la politica dei porti chiusi più volte in televisione, anzi diceva come tipico eccesso bullesco, diciamo dilettantesco, che era merito suo, che Salvini senza di lui non andava da nessuna parte, la rivendicò espressamente, ma persino Conte, l'avvocato del popolo, della Pochette più che altro, la rivendicò più volte, fece ovviamente le foto, decreti sicurezza a fianco del ministro Salvini, rivendicò più volte il contrasto al traffico di esseri umani, salvo al 92esimo, ovviamente, quando stava per governare col PD, virare di 360 gradi. Infine, prima di far partire la diretta che credo partirà a breve, ci teniamo a ricordare che la cronaca di questi giorni dice che quello che allora Salvini poneva al centro dell'agenda politica, cioè il fatto che non puoi accogliere semplicemente e tutti tout court, cioè devi gestire i flussi migratori e contrastare il traffico di esseri umani. Ormai al di là delle Alpi, in Europa è l'alfabeto comune dell'Europa. C'è una cosa su cui sono d'accordo il premier laburista britannico, Keir Starmer, è una cosa su cui è d'accordo il governo danese, di sinistra, il governo olandese, il socialdemocratico Scholz è arrivato a sospendere Schengen perché giudica quella migratoria un'emergenza. Il finto comunista Macron sono anni che Ventimiglia respinge i migranti con metodi poco ortodossi. Cioè nel mondo civile il fatto che l'immigrazione non vada solo subita, ma anche gestita, che la clandestinità vada contrastata, è un alfabeto trasversale. Invece in Italia oggi purtroppo deve andare in scena proprio questo spregio dell'ABC di uno Stato di diritto che è il processo Open Arms. E quindi noi doppiamente siamo convinti di sottoporre oggi l'intera ringa dell'avvocato Bongiorno, poi ognuno si farà la sua idea. Io ringrazio ancora i colleghi di Radio Radicale che ci permettono di andare in diretta oggi e vi invito veramente ad ascoltarla perché è un documento su una stortura importante dei nostri tempi.
Grazie a tutti, noi ci aggiorniamo, finita l'arringa.